Presidente, il Ministro quest'oggi in Friuli Venezia Giulia, in questo momento a San Vito, per vedere un sistema 4.0 che sicuramente può essere un modello non solo per il Friuli Venezia Giulia ma anche per l'intero Nord-Est. Sì, questo è un modello di fabbrica digitale, di fabbrica cosiddetta Lean, che è nata nel 2011, quindi estremamente prima, diciamo, di tutte quelle considerazioni che oggi facciamo sull'industria 4.0. Qui si parla soprattutto di formazione che viene fatta sia sulla Lean Production sia per quanto riguarda il digitale, ed è l'unica sede italiana dove Un'Industria e McKinsey hanno collaborato per mettere in piedi appunto questo luogo. È un pezzo importante del Digital Innovation Hub di cui parla anche Industria 4.0 e che per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia avrà un ambito regionale, mettendo insieme il sistema delle università, area di ricerca a Trieste e tutti i poli tecnologici. Quindi naturalmente è un lavoro di rete molto importante e anche evidentemente impegnativo, ma allo stesso tempo è anche il modo che abbiamo per renderci utili, interessanti, oserei dire indispensabili in tutto il contesto del Nord-Est, insieme ovviamente anche alle altre regioni e province autonome. Come abbiamo sentito c'è bisogno di sostenerla un'iniziativa come questa perché diventi una palestra per le altre aziende del Friuli Venezia Giulia. In che modo si può creare un rapporto tra Regione e Stato per portare avanti questo progetto? Il Ministro è stato molto chiaro, questo progetto va sposato, ma prima di tutto bisogna lavorare su quella che è la domanda per poi arrivare, diciamo così, all'offerta, cioè prima di tutto chiarire a cosa serve, quali possono essere gli obiettivi futuri, in particolare sul campo della formazione professionale, non soltanto evidentemente dei manager ma anche dei lavoratori, e dall'altra parte anche un modello per sviluppare nuovi assetti imprenditoriali evidentemente più digitali, più innovativi, che possono riguardare le piccole, piccolissime imprese del nostro territorio ma anche le medie e grandi imprese. Ovviamente, come già accade, questo è un luogo che attira però imprese da tutto il mondo, quindi l'obiettivo è quello di essere attrattivi anche rispetto al tema della formazione, ovviamente allargando il nostro confine. Noi abbiamo messo in questa manovra, anzi questa legge di bilancio, per i 3 anni circa 20,4 miliardi di incentivi fiscali automatici per chi investe in tecnologia, in particolare in tecnologia 4.0. Noi siamo un grande paese manifatturiero e il nostro futuro è profondamente legato al fatto di riuscire ad abbracciare questa rivoluzione industriale, e soprattutto per noi è stato estremamente importante per la prima volta fare un grande piano di politica industriale non dirigista, dove noi mettiamo a disposizione delle imprese degli incentivi fiscali automatici e semplici da usare, non bandi, cose burocratiche, per cui se la legge di bilancio, come immagino, passerà in Parlamento, dal 1° gennaio le aziende avranno solo da utilizzarla.